pranzo con menù a base di carne chianina. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, a Stanghella, in provincia di Padova, si è svolta la quarta edizione della Festa della Chianina, manifestazione che ha come base la riscoperta della qualità nell'alimentazione. Nel corso della kermesse è stato possibile visitare i banchi dei produttori, acquistare i prodotti e vedere dal vivo gli animali di razza chianina, vincitori di premi a livello nazionale. La chianina è una razza selezionata per la produzione di carne, ha origini antichissime ed è famosa per il gigantismo e l'alta qualità delle sue carni. Costituisce la razza principe della nota e prelibata bistecca alla fiorentina. La chianina è una carne molto particolare che qui in Veneto si trova con molta fatica. Noi abbiamo le vacche, le fattrici, partoriscono in azienda, libere, non legate, e allevano il loro vitello fino ai 6 mesi assieme alle vacche e poi vengono svezzati e messi in stalla per conto suo per arrivare poi all'ingrasso. In azienda viene fatto tutto, il ciclo nostro è chiuso. Viene fatta la frollatura della carne, il sezionamento e la vendita tutto in azienda. Alla manifestazione erano presenti produttori agricoli con carne, vino, formaggi, miele, ortaggi ed altro. Il mercato, con protagonisti tutti i prodotti locali, è stato organizzato dal titolare dell'azienda Cappello Mattia, con spaccio e allevamento di carne chianina, in collaborazione con CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Padova. Questo è un po' un percorso che noi abbiamo iniziato, quello di partire non solo dai prodotti tipici, ma anche dai prodotti, da come si produce, da dove vengono gli alimenti che noi normalmente troviamo sulla nostra tavola. Qui le persone mostrano i loro prodotti ma mostrano anche la loro faccia, quindi c'è un rapporto di amicizia, si consigliano, poi noi facciamo anche sia in queste occasioni ma nei mercati che facciamo anche fra virgolette della formazione, dell'informazione, come si conservano i prodotti, come si producono. Numerose le persone che hanno degustato specialità gastronomiche e che hanno fatto la spesa portandosi a casa prodotti di alta qualità senza spendere troppo. In piazza ha destato curiosità la dimostrazione di una cagliata che è diventata formaggio con l'azienda agricola Cervesato, che ha illustrato il percorso dal vivo dal latte crudo al formaggio. Il latte nostro viene raffreddato a 2 gradi, dalla mungitura direttamente nella vasca del latte senza vedere aria, e non ha ossidazioni, e poi dalla vasca del latte arriva in laboratorio, passa per i pastorizzatori, viene pastorizzato a 80 gradi e dopo arriva nelle cagliate, nelle caldaie, nelle polivalenti, dove viene fatto dei formaggi freschi a media stagionatura e stagionati, e anche le mozzarelle.